Cina, una grande opportunità commerciale per le aziende del Nord-Est, piccole e grandi. Il nodo da sciogliere è quello della logistica delle merci dirette nel paese del Sol Levante e il loro trasporto. Il vero tema è che noi abbiamo bisogno di piattaforme logistiche di distretto, di filiera, che mettano insieme le produzioni dei piccoli padroncini, delle piccole cantine, perché anche le nostre cantine che noi consideriamo grandi sono comunque piccole rispetto a certe dimensioni. Ecco, mettiamo insieme questi flussi, organizziamoli, mettiamoli insieme in Italia, organizziamo in Cina le piattaforme che ricevono questi beni, questa disponibilità c'è da parte dei cinesi, la stiamo trattando e quindi fa parte dell'accordo che abbiamo fatto. D'Agostino pensa alla creazione di piattaforme logistiche per le merci italiane da farsi in Cina, vicino ai porti di quel paese. La disponibilità degli enti cinesi ad accogliere l'export italiano c'è, le categorie farebbero bene ad approfittarne. Se le associazioni si lamentano di alcune cose hanno ragione, però dopo la lamentela bisogna anche mettersi a lavorare, c'è tutta una disponibilità. Il mio stipendio lo paga il governo italiano, non me lo pagano i cinesi, quindi io devo lavorare per il bene degli italiani e questa è la disponibilità che metto sul campo in regione Friuli Venezia Giulia, ma chiaramente anche a livello nordestino. Al convegno di Vicenza su relazioni con la Cina e riflessi per il Nord-Est è stato portato l'esempio dell'export del nostro vino. In Cina siamo solo i sesti esportatori, non per carenza di qualità, ma per una catena logistica del trasporto del prodotto non all'altezza.